Pomponio Amalteo è stato l'artista che possiamo dire ha egemonizzato la vita artistica friulana durante il XVI secolo. Ebbe una vita molto lunga, era nato nel 1505, morì nel 1588, per cui un arco di tempo che gli ha consentito di lavorare moltissimo. La sua attività pittorica si realizzò in tutta la regione, ma soprattutto si concentrò nella destra tagliamento, in particolare a San Vito a Tagliamento, in cui risiedeva, e nelle zone attorno. Dal punto di vista stilistico fu un continuatore della lezione del suo grande maestro, cioè Giovanni Antonio de Sacchis, il Pordenone, che agli inizi del Cinquecento era uno dei più grandi artisti italiani. Cercò di proseguire lo stile del maestro. Vada ricordato in particolare quanto ha fatto nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, a San Vito al Tagliamento, un ciclo di affreschi davvero importante, imponente, e forse è la sua opera anche più felice. È un posto un po' raccolto che diciamo esalta le qualità del nostro Pomponio. Però non solo lì, ha lavorato, come dicevo, anche a Udine, a Gemona, a Pordenone, per Valvasone, per quasi tutte le località del Friuli dell'epoca. Oltretutto ebbe anche molti allievi, in primis le sue figlie, ma poi anche altri pittori che a lungo proseguirono la sua lezione, addirittura nel corso del secolo successivo, nel Seicento. Quindi Pomponio Amalteo è uno veramente dei protagonisti dell'arte friulana dell'epoca. Non uscì quasi mai dalla regione, probabilmente cercò di affermarsi anche a Venezia, però preferì restare nell'ambito locale, dove, come dicevo, monopolizzò l'attività. Quasi tutte le grandi commissioni dell'epoca non potevano prescindere da lui. E fu anche molto fortunato perché riuscì a gestire tutte queste attività grazie alla sua bottega e a fare anche una certa fortuna. Tant'è vero che nella città in cui viveva, San Vito al Tagliamento, ricoprì anche dei ruoli come amministratore. Questo dimostra anche il prestigio che aveva raggiunto, non solo come artista, ma proprio come, potremmo dire, imprenditore, ecco, oltre che pittore.